Torna in funzione l'autovelox a Giacciano con Baruchella, tra i primi ad essere vandalizzato, ma restano le polemiche. Il fenomeno degli atti vandalici contro gli autovelox in Veneto, tra le prime vittime di quest'anno il rilevatore di Giacciano con Baruchella in provincia di Rovigo, che stanotte è tornato in funzione. Rimangono però le polemiche, un'associazione di consumatori è convinta che sia irregolare e che non sia l'unico. Matteo Mokorovicic. Il 28 maggio scorso, quando ignoti l'avevano divelto, tornato in funzione allo scoccare della mezzanotte. La novità, l'aggiunta di 2 telecamere di videosorveglianza. Abbiamo ricevuto questo omaggio vandalico e quindi ci siamo un po' premuniti che prima le telecamere non c'erano. Nell'estate dei sabotaggi contro gli autovelox, quello di Giacciano con Baruchella è stato tra i primi a essere danneggiati. Sulla regionale 482 in Polesine era funzionato poco più di un mese. Limite 50 km/h, sanzioni staccate 4.300. Poi qualcuno l'ha messo fuori uso. Ma erano stati proprio i residenti a chiedere di intervenire, spiega il sindaco. 2 le petizioni. Siamo stati, non dico costretti, però la coscienza nostra ci ha detto di fare solo ed esclusivamente in questo modo perché è l'unico deterrente per diminuire la velocità. Le polemiche però rimangono. L'Associazione dei consumatori Migliore Tutela Altvelox sostiene che l'apparecchio sia illegittimo. I verbali delle sanzioni indicano un punto diverso da quello autorizzato dalla prefettura. Un'irregolarità che farebbe decadere le multe, non l'unica se si guarda al resto della regione. Solo in Veneto credo che stiamo gestendo sui 2500 ricorsi. Ma il problema è che i prefetti autorizzano e poi alla fine si va a scoprire che o la strada non ha i requisiti, o l'autovelox è nascosto, oppure non è tarato e non c'è un'amministrazione che usa l'autovelox che abbia il piano urbano del traffico.